Fra le soluzioni che sono emerse nei giorni scorsi per risolvere il problema delle grandi navi a Venezia c'è quella di Chioggia. Siamo venuti qui a Chioggia a chiedere cosa ne pensano ai commercianti e alla popolazione. Sarebbe una grossa opportunità per Chioggia, visto che la nostra principale attività è il turismo, oltre naturalmente non dimentichiamo della pesca e dell'agricoltura, per cui per me le grandi navi sarebbe una grossissima opportunità per la città. Secondo me sì, è interessante la cosa. Un movimento a Chioggia, poi il turismo non farebbe male. Quindi bene le grandi Sì, navi? può essere, sì, certo. Non è una cosa molto simpatica, crea il suo disagio. È un disastro, io non le farei venire sulle lagune venete, fuori con i barconi, arrivano a Chioggia, sbarcano ma non dentro in laguna. Se passano le navi grandi fanno una scia che distruggono tutto, anche la semina, distruggono tutto. Non dovrebbero entrare quelle navi. Favorevolissimo, sia per il commercio che per dare un po' di movimento a questa città che sembra un po' ferma su se stessa. Io e lui eravamo contrari, quindi non vorremmo che le grandi navi entrassero all'interno né di Chioggia né di Venezia. Anche no, sono un po' un fastidio comunque perché danno anche fastidio al paesaggio, tutto l'insieme, per me possono anche andare da un'altra parte. Perché no? Secondo me sì, così portano un po' di turismo extra. Che portano benessere, questa sarebbe la cosa principale, poi tutto il resto viene. Secondo me sarebbe un auspicio buono. Almeno dà lavoro a chi chiogiotti, per trovare lavoro devono andare a Marghera, devono andare a Mestre, devono andare a Milano, a Torino, almeno stanno nel suo paese qua. La mia vita, neanche quando che mi ho sposato, ho saputo che parla delle navi.